Ciao Luca, allora ti commento questa partita, vediamo un pochettino com'è andata. Difesa scandinava, che gli spagnoli chiamano scandimala, talmente che è brutta. Qui ovviamente il bianco sta già molto meglio, va benissimo. Di 4 va bene, o Arrocco, ma va bene tutte e due. Arrocco. Ok, qui avevi di 5. Ok, ok. Ti dà, diciamo, errore barra mossa mancata perché avevi un doppio in effetti. Va bene, diciamo opportunità persa, ma comunque sia dopo l'arrocco, se guardiamo qui la barra laterale, sei a più 2.13, quindi va bene, una svista importante se vogliamo, ma non è che con questa hai perso la partita. Arriva a cavallo, va bene, pedone a 3, va bene. Ok, qui giochi alfiere di 2. Allora, non so se la sai questa regola, ma se l'alfiere del re, quando lo posizioniamo in E2, è considerato una mossa di sviluppo, l'alfiere di regina quando va in D2 non è considerato una mossa di sviluppo. L'unico sviluppo che può avere questo alfiere è magari in E3 o in F4 in G5. In D2 in genere rompe solo le balle ed intralcia la regina ed intralcia tutti. Quindi probabilmente temevi questa impiedonatura. Altra cosa che devi scoprire oggi in questo video è che le impiedonature sull'ala di donna pesano molto meno delle impiedonature sull'ala di re. Quindi che cosa avrei giocato qui? La seconda scelta del motore, torre 1, attacco a raggi X sulla regina, e in caso di questa, amen, chi se ne frega, cioè pedoni doppiati, anzi magari riuscirò a spingerli e questi diventeranno anche forti, no? Quindi non mi sarei preoccupato più di tanto di farmi doppiare i pedoni, però dirti che è un errore alfiere di 2 non lo è. Però siamo sempre lì, giochiamo con tutti i pezzi che abbiamo. Questo alfiere, se proprio lo devo togliere, lo metterei qui. Ok, qui vai a cambiare il cavallo. Non era necessario questo cambio, avrei sempre preferito torre 1. Quando un cambio non è necessario e non ti dà alcun vantaggio, perché nel momento in cui tu giochi questa cattura e lui magari ti ricattura con l'altro cavallo, hai, diciamo, la stessa posizione di prima. Quindi se un cambio non ti porta alcun vantaggio, semplicemente non lo fare. Anche perché, fino a prova contraria, sei tu il giocatore che è in vantaggio di sviluppo, hai già arroccato. Lui è indietro di sviluppo in una maniera incredibile e il giocatore che è in vantaggio dinamico non deve mai cambiare i pezzi. Solo il giocatore che è in vantaggio statico deve cambiare i pezzi. Ma tu sei in vantaggio dinamico, vuol dire che se inizi a cambiare un pochettino tutti i pezzi, il tuo vantaggio diminuirà e il suo vantaggio aumenterà. Qui, anziché cavallo 5, ancora mi piace sempre torre 1, portare in gioco tutti i pezzi, C4 anche per espandersi. Qui lui ti attacca perché dice che perché c'è questo scacco che fai, bellissimo. Ovviamente non può pararsi con l'alfiere, altrimenti poi glielo mangi, lui perderebbe un pezzo secco, bellissima. E qui C3. C3 sicuramente va bene. Io qui inizio a sentire quella che chiamo puzza di bruciato per il mio avversario. Perché? Perché c'ha un re a raggi X, c'ha una regina che sarà a raggi X. Quindi posso già iniziare a progettare robe strani, sacrifici, non so, magari catturo, lui mi cattura, poi gli metto la torre, però intanto c'è il cavallo inchiodato, poi magari gioco C4, non so se riesci a vedere un pochettino, no? Qui tra l'altro la cattura il motore neanche la considera, ma sono cose che sto vedendo così in questo momento, no? Vedo un re RGX, va bene, C3 è un gioco sicuramente solido, cattura, e qui il motore vede questo colpo tattico non facile da vedere. Ovviamente qui devi ritirare il cavallo, però dopo scacco, in caso di B6 hai questa ritirata di cavallo con scacco e poi tutto il tempo per ritirare l'alfiere in A5. Ma ovviamente non era facile da vedere, quindi qui ti dà mega mossa mancata, ma in realtà veramente non era facile. Intermedia, attacco su donna, e l'alfiere che attacca questo cavallo, qui il centro scacchiera che è sospeso. B4, va bene. Ecco, qui ancora torre C1, cioè è molto più interessante andare a attaccare a raggi X la donna con le torri che con altro. Ecco, qui non avrei cambiato, sempre per il discorso che tu sei in vantaggio, quindi
alfiere D3 probabilmente. Qui il motore consiglia anche alfiere F1, così non è di intralcio a nessuno. Non avrei cambiato, sicuramente non avrei cambiato. Ok, adesso hai il controllo, il dominio totale su due colonne. Deve esserci qualcosa. Questo cavallo deve essere riposizionato perché così com'è non può andare da nessuna parte. Quindi, dato che io devo giocare con tutti i pezzi, le torri stanno benissimo qui e non le toccherei. Posso magari pensare di raddoppiare la mia donna con le torri sicuramente. L'alfiere fa un po' fatica ad uscire. Sarebbe bello metterlo in F4, ma avrebbe bisogno di un supporto, altrimenti viene catturato. Se io penso al cavallo e provo a fare varie manovre, vedo che in F5 non può andare perché c'è l'alfiere. Un posto sicuro dove mi piacerebbe è questo qui, C5, super mega avamposto, quindi inizio a pensare a manovre di cavallo pazzesche, tipo cavallo E1, cavallo D3, cavallo C5. Il cavallo da C5 non lo tiri più via ed è un mostro. Quindi è questo che inizierei a fare, cioè nel momento in cui vedo i miei pezzi posizionati al meglio, mi domando qual è il pezzo posizionato peggio, che in questo caso è il cavallo che non sta facendo nulla. Qui il motore vede addirittura un alfiere F4, così in caso di cattura c'è la regina. Vabbè, queste sono veramente sottigliezze bellissime da vedere. Il motore vede anche cavallo G5, che cosa c'ha cavallo G5, poi che arriva a scacco matto, vabbè, scacco matto in 8 mosse, ma queste cose sono poco umane, poco umane. A livello umano si ragiona sempre con l'ottimizzare la posizione dei pezzi. Il cavallo che va qui, la donna che va qui, il G3 probabilmente perché vuoi giocare alfiere F4, ok, mossa intermedia. E qui giochi torre qui, che è intermedia ancora. Attenzione che adesso ci sono un po' di attacchini qui. Cavallo in H4. Donna. Ok, allora qui secondo me devi iniziare a capire che cioè, il matto è proprio dietro l'angolo. C'è un re che non è difeso da nessuno. L'unico difensore da lontano è questo alfiere. Però secondo me qui devi iniziare a attivare il sesto senso di quando c'è lo scacco matto. Qui deve esserci lo scacco matto. C'è una torre che tra l'altro controlla anche la settima traversa che non fa andare avanti il re. Un'altra torre qui, c'è una regina che velocemente può entrare nei pressi, quindi secondo me qui devi iniziare a sentire assolutamente la puzza di matto. Giochi donna e 3. Non ho capito che manovra volessi fare, però per esempio, non so, donna C2, supponiamo che lui fa una mossa inutile, riesce a vedere come si chiude qui la partita. Ovviamente la tattica entra sempre, diciamo, in servizio, no? E qui bisogna vederlo, non è facile. Ok, scusami, qui ti ho fatto una mossa a caso. Qui c'è il matto, fai questo allenamento, come si trova il matto. Il matto qui c'è con il sacrificio, quindi la colonna C occupata, la colonna D occupata, la colonna E occupata. L'unica mossa per lui è catturare, ma dopodiché arriva lo scacco matto in una mossa. Quindi qui deve esserci per forza, no? Secondo me lo senti anche tu che deve esserci il matto, però quando ti ritrovi a fare poi 4.000 manovre, anzi la regina purtroppo da qui non può neanche passare, quando ti ritrovi a fare 400.000 manovre cercando, vuol dire che probabilmente c'è sempre una strada più veloce, quindi devi allenarti a trovarla. Qui arriva il doppio purtroppo. E per fortuna il tuo avversario non gioca benissimo e riesce a chiuderla. Però sì, allora, ricapitolando, sviluppa sempre tutti i tuoi pezzi. Alfiere di 2 non è una mossa di sviluppo e fregatene delle doppiature sulla di donna. Sempre meglio mettere la torre dietro la regina e non cambiare i pezzi quando sei in vantaggio dinamico. Tutto qui. Per il resto erano tutti colpi tattici mediamente difficili da vedere.